Venezia fu comenzata a edificar del 421 AD, 25 di marzo, in giorno di Venere, cerca l'ora di nona ascendendo, come nella figura astrologica appare, gradi 25 del segno del Cancro. Nel qual giorno, ut divine testantur litere, fu formato il primo Homo Adam nel principio del mondo, per la mano di Dio. Ancora in dito giorno la Vergine Maria fu annunciata dall'angelo Gabriel ed etiam il fiol de Dio, Cristo Gesù, e suo immaculato ventre miraculoso in Troe. E secondo l'opinione teologica fu in quel medesimo giorno da Giudei crocifisso. Ricordare il 25 marzo la leggendaria nascita di Venezia è particolarmente importante per questo luogo perché in quella data ricorrono parecchi momenti memorabili, non solo della città o dello Stato, ma anche della Scuola Grande. Venezia, luogo ideale della salvezza e della ripartenza, dove trovano rifugio gli scampati dalle orde barbariche e dove l'essere umano dà vita a una vicenda urbana incredibile di bellezza, arte, cultura, ma anche uno Stato basato sulla giustizia. In realtà non possiamo dire che Venezia sia stata fondata il 25 marzo del 421, ma la coincidenza con l'equinozio di primavera, l'annunciazione, l'incarnazione e l'inizio per i cristiani della storia della salvezza collegano Venezia al binomio salvezza e rinascita. Queste popolazioni che si dice fossero in fuga perché i barbari avanzavano, in realtà erano popolazioni che si sottraevano a un potere esterno e volevano vivere in autonomia. Nel primo periodo nasce il Dogado, che è solo l'area per metà acquea e per metà di terra, con questi paleoalvei dei fiumi che arrivano dentro le lagune, dove insiste questa proto-Venezia che si sviluppa. Uno Stato dove si sperimentano le prime forme di salute pubblica con iniziative rivoluzionarie contro la pandemia, prima fra tutte quella della peste con la quale fu appunto invocato San Rocco Protettore. La nascita come repubblica, non per ragioni diciamo araldiche o per guerre o per conquiste, ma per un desiderio di libertà commerciale, di libertà anche politica, è la cifra della nascita della città. Lo Stato da terra, infatti, nella sua dissoluzione all'epoca napoleonica, genera la regione del Veneto, quella che oggi governa questo territorio. Ha ancora Venezia come suo capoluogo, anche se lo Stato da terra era più grande, ma quindi costituisce una rinascita, ecco ancora il concetto di nascita, della egemonia che Venezia esercita su queste terre e su queste acque. C'è sicuramente un simbolo così importante della Serenissima, che è il Leone di San Marco, lo stesso simbolo che fu adottato nel 1975 dal Consiglio regionale come simbolo, come gonfalone della Regione Veneto.
In quel contesto ci fu una grande discussione in cui appunto si scelse il bozzetto e la scelta ricadde su il quadro Jacobello da Fiore che era stato commissionato dalla Serenissima nel 1415. Un quadro che vede il leone proiettato verso la terra, perché in quel periodo, diciamo, la Serenissima volgeva i propri domini verso, diciamo, i territori del Veneto e della Lombardia, della terraferma. La regione quindi pensò che quello poteva essere il simbolo, che poi è diventato il suo simbolo, per la fondazione della regione. Il parallelo è evidente in quanto lo stesso Jacobello da Fiore nel 1421, in occasione dei 1000 anni della fondazione della città di Venezia, dipinse un quadro che prende il nome del Trittico della Giustizia, che ora è diciamo, conservato nelle gallerie dell'Accademia. Questo quadro rappresenta appunto la Vergine con gli arcangeli di Michele e Gabriele e è un'allegoria di Venezia e la Repubblica come simboli di giustizia e di pace. Abbiamo pensato che questo quadro, questo collegamento, proprio in occasione dei 1600 anni di Venezia, possa essere proprio un auspicio perché appunto la Vergine riporti, diciamo, quella pace in questi territori oggi così altamente colpiti dalla pandemia. L'Annunciazione è Venezia, dal mito alla storia, dalla storia al domani. Questa è una delle possibili chiavi di lettura della mostra con la quale il Consiglio regionale del Veneto e la Scuola Grande di San Rocco celebrano la mitica fondazione di Venezia 1600 anni or sono, come dice la tradizione. Venezia non è un labirinto di calli e campi, ma di arte, cultura, fede, carità, sentimenti che trovano sintesi estrema in questo anniversario speciale, proprio nel percorso pittorico offerto da questa mostra, dove si incrociano i nomi più alti della pittura veneta del Cinquecento, Tiziano e Tintoretto, a cui viene affiancato un inedito al grande pubblico, un preziosissimo mosaico del secondo decennio del Cinquecento di Giovanni Novello, dalla bottega dei mosaicisti di San Marco, opera esposta al pubblico a Palazzo Ferrofini. A completamento del proprio dipinto sull'Annunciazione, Tiziano aveva aggiunto alcuni particolari simbolici: il cestino da lavoro, la mela, ma soprattutto la pernice. La pernice aveva un particolare significato simbolico all'epoca, in quanto si riteneva che la femmina venisse fecondata solo all'udire il richiamo del maschio. E questa teoria, che viene chiamata della Conceptio per Aurem, è la teoria che è alla base, se interpretata in senso musicale, anche della decorazione di molti organi veneziani.
perché si riteneva che l'incarnazione fosse avvenuta nell'esatto momento in cui l'angelo aveva portato alla Vergine l'annuncio che sarebbe diventata la madre del Figlio di Dio. Veniva fatto comunemente un parallelo fra il soffio che anima le canne dell'organo e il messaggio, l'annuncio angelico. Anche l'organo cinquecentesco della scuola di San Rocco non faceva eccezione. Le portelle dell'organo della chiesa di San Rocco, dipinte probabilmente dal Tintoretto, furono nel corso dei secoli fortemente rimaneggiate. Possiamo ragionevolmente ipotizzare una paternità tintorettiana per le opere e anche modificarne la datazione, non più negli anni 80 ma alla fine degli anni 70, quando, completata la sala dell'albergo, l'interesse della scuola si rivolge alla chiesa dedicata al patrono, anche perché è proprio in questi anni che Tintoretto completa il ciclo del presbiterio con le storie di San Rocco. Tutte le annunciazioni delle quali abbiamo parlato sin qui, dal mosaico di Giovanni Novello all'annunciazione di Tiziano, alle ante dell'organo dell'antica chiesa di San Rocco, alla versione tintorettiana del soggetto posseduta nel Settecento dal doge Pietro Grimani, impostavano la composizione su un dialogo tra i due protagonisti. Null'altro coinvolgeva la scena sacra e ampliava questa idea ad altri elementi, ad altri personaggi che potessero intervenire. Fa eccezione l'annunciazione che Tintoretto, dopo aver completato i 2 cicli della sala dell'albergo e della sala capitolare, realizza per il ciclo con le storie della Vergine e dell'infanzia di Cristo, realizzato per la sala terrena della scuola. Il dipinto è il primo che oggi come allora si presenta al visitatore che entri nella scuola dal portone principale e diventa anche l'introduzione alla storia della salvezza che poi il visitatore stesso incontrerà nelle 2 sale superiori. Un dialogo che si apre ad altri elementi, con una straordinaria commistione di interno ed esterno. Interno nella stanza della Vergine descritta nei minimi dettagli, esterno in questo inserto assolutamente raro della presenza di Giuseppe intento al lavoro nella sua bottega di falegname. Ma c'è un elemento che unifica, che riunisce queste 2 visioni all'occhio del visitatore ed è lo straordinario corteggio di angeli che segue Gabriele nel momento dell'annuncio. Ferito dalla morte del figlioletto, Dostoevskij aveva intuito quanto importante fosse nel momento dell'estremo dolore far entrare nella nostra vita la cultura, le grandi opere d'arte, i capolavori, e per questo il grande Russo scrisse che la bellezza ci salverà. La nostra mostra ha questa grande suggestione che deve accompagnare il visitatore in quello che mi auguro possa essere un viaggio di autentica riscoperta di Venezia. La bellezza ci ha salvato, la bellezza ci salverà.